Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stasera vorremmo raccontarvi il Donald Trump di cui non vi parlano mai, nella fattispecie gli oggettivi risultati positivi, guarda caso in tema di politiche sulla sicurezza e sull'immigrazione di cui non vi parlano mai. Vi parlano invece costantemente in questi giorni dell'orco, ovviamente, del capo di queste squadracce, no? L'ICE, la seconda agenzia federale americana dopo l'FBI, fatto salvo tutti i possibili errori e orrori che un singolo agente dell'ICE può compiere come chiunque, ma che diventa le squadracce di Trump, peraltro pronte ad arrivare in Italia alle Olimpiadi e a rastrellarci tutti. Cioè, questo è il livello, adesso sembra una mia iperbole, è il livello del dibattito pubblico mainstream. Cosa invece non trova spazio nel dibattito pubblico mainstream? Non trovano spazio dei dati che sono contenuti in un rapporto del Council on Criminal Justice, un'organizzazione indipendente apartitica americana di prestigio riconosciuto in modo trasversale, i cui rapporti sono usati nel lavoro dell'FBI, quindi insomma tendiamo a credere ne sappiano perfino più del giornalista collettivo italico che non ha mai varcato l'oceano, diciamo, la buttiamo là. E questi dati, come dire, parlano da soli, quindi vado a elencarvi i più significativi. Negli Stati Uniti l'anno scorso, il primo della seconda presidenza di Trump, si sono registrati 922 omicidi in meno rispetto al 2024, quindi il tasso di omicidi è diminuito del 21%. Il tasso di aggressioni aggravate è diminuito del 9%. Tenetevi forte, il tasso di aggressioni con armi da fuoco nell'America di Trump ridotta al Far West più bieco, quello proprio senza legge dove vince chi estrae per primo, il tasso di aggressioni con armi da fuoco è calato del 22%. Le rapine sono diminuite del 23%. I furti d'auto, che è un reato odioso, diffuso e come dire, spesso commesso dai irregolari, ci spiace ma anche questa cronaca, si è dimezzato calando del 43%. Bene, tutti questi dati, che ripeto non li ha, come dire, elencati Steve Bannon in un podcast MAGA, cioè sono di un prestigiosissimo indipendente ente americano utilizzato anche dall'FBI. Qualunque persona come dire, che non brucia i suoi neuroni sull'altare dell'ideologia li mette in relazione con altri dati, quelli sull'immigrazione, per cui nel 2023 negli Stati Uniti erano registrati quasi 14 milioni di irregolari. A inizio di questo mese di gennaio il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha confermato che nel primo anno di presidenza Trump sono stati, noi diciamo deportati perché traduciamo letteralmente l'inglese per dare l'idea appunto dei vagoni piombati con le SS, banalmente espulsi da una nazione dove non avevano diritto di rimanere, 2,5 milioni di immigrati irregolari, 2,5 milioni. Ora, non voglio offendervi, quindi mi rendo conto che è offensivo sottolinearvi che questi dati sono da leggere in modo integrato, sono da mettere in relazione, che se crolla così drasticamente il tasso di reati anche odiosi e gravi e crolla in modo così sensibile il tasso di immigrazione irregolare, il nesso è nelle cose, è nell'aritmetica, non è nella, come dire, convinzione che s'aggira qui a Radio Libertà. La morale che se ne ricava è che, al netto di errori, anche orrori di singoli ampiamente mandati in mondovisione, sbavature lessicali di esponenti dell'amministrazione Trump, a volte lo stesso presidente, se andiamo alla ciccia delle politiche, le politiche di Trump, a cui a nostro giudizio deve guardare come modello un centrodestra liberal conservatore contemporaneo, in termini di tutela della sicurezza interna e gestione dei flussi migratori e ripristino della legalità e dell'immigrazione regolare, sono state delle politiche positive che hanno portato risultati positivi. Fatevene una ragione. Grazie a tutti, a domattina.